Di nuovo insieme in uno scenario meraviglioso con davanti il mare di Castel di Tusa. Parleremo anche oggi di pesce azzurro ancora una volta con il progetto Mare Ricco Siciliano che vanta tra i propri partner per l'appunto il comune di Tusa. Questo progetto ci sta permettendo di conoscere meglio questo borgo e tanti altri borghi siciliani che con la pesca in passato hanno avuto un rapporto davvero molto stretto e questo legame ancora oggi è davvero forte e significa tanto. Parleremo anche della cucina tipica locale, quella appunto fatta di pesce azzurro, di stagionalità, di prodotti freschi e lo faremo quindi insieme ad Aldo che adesso incontriamo e che tra poco ci porterà direttamente nella cucina di uno dei locali tipici del luogo. Aldo, buongiorno. Una nuova tappa del progetto Mare Ricco Siciliano, proprio qui dove in passato la pesca e la trasformazione del pesce azzurro ha rappresentato tanto, ha formato il carattere di tanti uomini, ha fatto vivere tante famiglie di questo mestiere e oggi significa ancora tanto. Sì, Castel di Tusa è sempre distinta perché c'è stata una bella marineria, una bella flotta di barche, tutto il paese quasi era coinvolto nella pesca, soprattutto in quella del pesce azzurro, ma non era di meno anche alla pesca dei pesci nel periodo autunnale. Parliamo del capone, parliamo della ricciola, parliamo del fanfaro che si chiama pesce pilota. Io sto nominando i pesci capone che in realtà si chiama lampuga, il termine italiano, e il fanfaro è il pesce pilota. E questi pesci azzurri di grande importanza qui venivano pescati ancora certo in piccola quantità, ma qualche decennio fa questa pesca era abbastanza importante, abbondante. Figurate che quando si andava a pescare si prendevano quintali di capone e praticamente venivano venduti in tutto il territorio, fra Mistretta, Santo Stefano, Castel di Lucio, Motta, tutta questa vallata della Lesa mangiava il capone fresco di Castel di Tusa. E la pesca era una pesca giornaliera, perché il capone come si pesca? Si pesca di giorno, si esce all'alba e si rientra nel primo pomeriggio o nel tardo pomeriggio, dipende la battuta di pesca. Perciò è un capone pescato da poche ore. Qua non esisteva e non esiste ghiaccio o sostanze chimiche, perciò è un pesce molto genuino al massimo. E questo capone per noi è stato importante perché nel ristorante di famiglia, nel ristorante che abbiamo, lo facciamo in vari tipi. In vari tipi il modo principale, che come si dice, la morte del capone, è fritto con la cipollata in agrodolce, cipolla rossa di Tropea, è fritto in padella e poi viene messo questa cipollata sopra. E poi noi facciamo anche la pasta col capone. Il capone si può fare grigliato, si può fare panato alla griglia, si può fare a ghiotta, si può fare a sugo, ma un'altra particolarità del capone è la caponata. La vera caponata è nata in questo periodo autunnale perché c'era il capone. Parliamo da settembre fino a dicembre. Quando il capone non c'è più, la caponata, il capone è stato sostituito dalla melenzana. Perciò oggi faremo due ricette, la tradizionale diciamo caponata e il capone fritto con la cipollata. Allora, tra poco andremo direttamente nella cucina del tuo locale, intanto siamo qui nel luogo simbolo di Castel di Tusa, quello che ha scandito un po' le ore, le giornate di tantissimi pescatori. Immagino che anche tu abbia tanti ricordi legati a questo luogo e a queste barche che vediamo. Ma sai, io sono cresciuto qua in queste barche perché mio nonno pescatore, mio zio pescatore, io ho avuto la barca personale per quasi 20 anni, poi dopo un po' abbandonare perché mi dedico molto al ristorante. Però sono cresciuto in questa spiaggia, sotto questi archi delle barche, caricando e scaricando pesce, caricando reti. C'era abbastanza folklore qualche decennio fa, tanti giovani. Ormai purtroppo la pesca sta scomparendo, è andata a scemare perché purtroppo la carenza del porto, questi sono i risultati, sono piccole barche da pesca. I giovani si allontanano dalla pesca perché quasi lavora troppo a terra che a mare. Perciò diciamo, sono stato ormai obbligato a prendere la strada della ristorazione. Però ho tanti ricordi e continuo a vivere comunque in questo ambiente, perché il ristorante e pesca è collegato.
Noi senza il pescato locale non possiamo fare ristorazione. Ecco, è la base. La materia prima è il pesce fresco locale, che ci permette di lavorare bene, avere una buona clientela, avere sempre una continuità nel ristorante. Seguiamo tanto la stagionalità dei pesci e ogni stagione facciamo delle ricette particolari. Questo si traduce in piatti molto più salutari. Soprattutto piatti genuini, perché il pesce di Castel di Tusa, il pesce fresco, è genuino al massimo, altro che chilometro zero, centimetri zero. Proprio qua non c'è chimica, non c'è ghiaccio, non c'è nulla. Poi questo mare, bandiera blu da 9 anni, mare che è limpido, cristallino, pulito. Il pesce perché è buono? È buono perché il mare è pulito, quello che mangia di quello che si nutre, perciò è soprattutto pescato da un paio d'ore e di una freschezza incredibile, perciò ecco, questa è la nostra forza. Senza il pesce fresco la ristorazione non va bene, perciò ecco, la nostra forza è questo. Noi abbiamo un ristorante ormai da 33 anni, che sono tanti, sempre gestiti dalla mia famiglia, e cerchiamo sempre di andare avanti, sempre con questo spirito, con questa mentalità della freschezza. Aldo, abbiamo capito che il grande protagonista di questo periodo dell'anno, ma anche il protagonista delle ricette che andremo a vedere, è il capone. Ma chi ci attende in cucina? In cucina ci attende sempre mia mamma, che è la chef del ristorante, e c'è anche Giuseppe, pure uno chef che affianca mia mamma, tutte e due, che cucineranno questi due modi il capone, e faremo queste ricette molto semplici, che io dico sempre che si possono anche fare a casa. La bellezza di una buona ricetta è la semplicità e la freschezza, proprio in modo genuino. Queste ricette si possono fare a casa. Perché dice sembrano semplici, però la semplicità dà la freschezza ed è un prodotto molto genuino, molto anche da dare a un bambino. Soprattutto vi dico una cosa, che il capone, la bellezza del capone ha poche spine e la spina centrale ha le spine grosse molto visibili, perciò è semplice, si può pulire in modo molto semplice e darla ai bambini, che è un pesce molto genuino. Ecco, questo è un aspetto in effetti molto importante e molto utile anche per le mamme, le casalinghe che ci stanno seguendo. Non resta che andare dalla tua bravissima mamma e scoprire tutto il procedimento che poi ci porterà a gustare due ricette della tradizione davvero molto gustose. Ed eccolo il protagonista di questa giornata e di piatti che vedremo tra poco, il capone. Aldo, ma come lo riconosciamo? Ecco, quali sono i tratti distintivi di questo pesce? Allora, questo è il capone locale. Per distinguere il capone intanto fresco, importante è che ci sono delle sfumature verdi. Guardate questo effetto verde, questo colore verdastro è la freschezza. È la freschezza del capone. Guarda che è un bel verde che brilla. Ecco, questo si vede dagli occhi lucidi e da questo verde, questo effetto verdastro. Questa è la freschezza del capone. Quando è molto bianco, sbiadito, vuol dire che da un po' di giorni è stanco, ma questo è vivo, perciò ecco, questo si deve cucinare subitissimo. Questo è un esemplare giovane, qual è la taglia? Questa è una pezzatura già da mezzo chilo, 700 grammi, così, perché in questo periodo è questa la pezzatura. Parliamo che fra un paio di mesi può arrivare fino a 3 kg il capone. Perciò è una dimensione media dove si può fare, diciamo, in tutti i modi. Principalmente ora lo facciamo fritto con la cipolla in agrodolce e poi faremo la caponata. Primo step ovviamente la pulizia del pesce, ma so che ci aspetta la signora Sandra, quindi andiamo subito a mettere le mani in pasta. Signora Sandra, intanto grazie per averci accolto nella sua cucina. Oggi vogliamo approfittare della sua lunga esperienza per imparare innanzitutto a pulire il pesce, il capone in questo caso. Ecco, ora iniziamo la preparazione, a pulirlo. Un pesce fresco si riconosce anche dalla carne soda e questo lo si sente anche poi sotto il coltello, no? Certo. Adesso stiamo togliendo l'interiora? Sì. Poi in base alla ricetta che si va a fare si può decidere di sfilettarlo, lasciarlo intero. In questo caso com'è che ci serve? Per fare l'agrodolce ci serve a pezzettini. Che lo facciamo lo facciamo all'agrodolce, quindi viene tagliato a tocchetti, lasciando pure la spina che c'è di dentro. Invece per fare la caponata?
Lo facciamo sfilettato quello. Tagliamo a tocchette il capone per farlo all'agrodolce. Dunque per questa ricetta del pesce non si butta via nulla. No, niente. So che il capone è un pesce, un prodotto che lei conosce molto bene da tutta una vita, perché forse qualcuno della sua famiglia lo pescava, è così? Anche Aldo lo pescava prima, ma molto tempo. Il suo papà era un pescatore? Un pescatore, sì. Ha dedicato tutta la sua vita al mare? Sempre, lui chi ci levava il mare. E lei da bambina vedeva anche un po' i sacrifici che doveva fare, perché era una vita un po' pesante, no? Con ritmi abbastanza serrati. Sì, abbastanza. A volte partivano di notte per andare a pescare i caponi che andavano fuori addirittura dell'isola. Quindi rientravano la sera, però ne portavano in quantità abbastanza. In passato era un mestiere che si tramandava da padre in figlio, no? Sì, poi lo ritorno a lavare. Con un papà pescatore in casa il pesce di certo non mancava. Sua madre quali erano i piatti che cucinava più frequentemente? Ma tutti i piatti li cucinava, dal capone alle acciughe, poi faceva le acciughe salate, era molto brava a fare queste cose. Poi il pesce del periodo lo cucinava sempre. Che poi è la filosofia che avete mantenuto in questo locale, rispettare la stagionalità e proporre i piatti della tradizione. E la freschezza del pesce, usiamo tutto pesce fresco. Un dettaglio non di poco conto, direi di andare subito per metterci ai fornelli. Iniziamo con la preparazione del capone fritto in agrodolce ed ecco che subentra Giuseppe, importante aiuto in questa cucina, l'aiuto non basta mai. Giuseppe, vediamo intanto gli ingredienti che servono per questa ricetta. Allora, buongiorno a tutti intanto. Allora, abbiamo appena pulito il capone, l'abbiamo tagliato a tocchetti, poi ci serve la farina per rinfarinarlo che poi va fritto e a parte dobbiamo preparare la cipolla tagliata a julienne che poi va fatta in agrodolce. E dopo la cottura del capone questa cipolla gli viene buttata sopra. Questo è davvero un piatto classico della nostra tradizione. Classico e direi anche semplice, tutti lo possiamo fare a casa, è un piatto che si può gustare sia come antipasto sia come secondo, è anche freddo, quindi lo possiamo preparare benissimo la mattina per gustarlo la sera oppure a pranzo o anche l'indomani. Ecco, è un asso nella manica anche in un locale come questo, appunto perché lo puoi preparare in anticipo. Sì, si può fare benissimo in anticipo e si può gustare, ripeto, sempre a cena o a pranzo come antipasto o come secondo. Non è un piatto, diciamo, che va come secondo, come antipasto, lo si può gustare come si vuole. L'agrodolce riesce a valorizzare bene la carne del capone? Sì, se è abbastanza equilibrato sia con aceto che con zucchero, sì. Anche lì ci vuole un po' l'occhio? Sì, noi infatti lo facciamo più che altro già ad occhio, anche perché già abbiamo la mano, quindi però di solito facciamo tanto di zucchero e tanto di aceto per equilibrare appunto i sapori. Allora, quale farina usiamo? Che tipo di farina è? Lì abbiamo messo 50 e 50, metà bianca e metà rimacinato, non usiamo tutto in una farina. Bene, allora non resta che terminare di affettare le cipolle, così vediamo un po' anche lo spessore che devono avere. È davvero frequente vedere nella cucina siciliana, in tutta l'isola, l'accostamento della cipolla con l'agrodolce, quindi questa miscela di zucchero e aceto. Che Sì. tipo di aceto usiamo? Aceto bianco? Bianco, in questo caso è aceto bianco, sì. E poi la cipolla è la regina della cucina, quindi ci va sempre, ovunque. Bene, come procediamo? Allora, ora sì, intanto andiamo a fare la cipolla che ci vuole molto che vuole più cottura rispetto al capone. Deve un po' stufarsi? Sì, dobbiamo farlo soffriggere un po' e poi andiamo ad aggiungere dell'acqua. Aspettiamo che si appassisce e poi andiamo a condire con l'agrodolce, un po' di pepe nero, un po' di sale, un po' di prezzemolo. La facciamo con l'acqua appunto per risultare un po' più leggera. Quindi questo è un trucchetto utile anche per le casalinghe. Invece di lasciarla cuocere solo con l'olio, aggiungere un po' di acqua che smorza. Più che altro la facciamo
in 2 cotture, diamo un primo passaggio che è una leggera soffrittura e poi andiamo ad aggiungere appunto dell'acqua per farla bollire e viene cotta diciamo in entrambi i modi e nello stesso tempo appunto viene più leggera. Allora, ci portiamo avanti, lavoriamo su 2 fronti, ecco. mentre Giuseppe si occupa della cipolla. Il capone per poi friggerlo. L'acqua fino a coprirla la cipolla. Mentre qui siamo pronti per friggere il pesce. capone. In questo caso che olio usiamo per la frittura? Olio di semi per rendere leggera la frittura. Sarà una cottura piuttosto veloce perché i tocchetti sono piccoli? Piccole, sì. Questa è una ricetta che possiamo fare per tutto l'autunno. Qual è il periodo del capone? Fino a che periodo lo troviamo? Ma anche fino a dicembre si trova, novembre. Diciamo che poi diventano grossi i caponi. Adesso dobbiamo solo aspettare che diventi dorato? Dorato, sì, certo. Dobbiamo aggiungere un po' di sale e aspettiamo che il pesce diventa dorato. Giuseppe, dorato il primo lato? Vanno girati? Sì, come vedete già il primo lato si è dorato, ora lo giriamo e facciamo dorare il secondo lato. Immagino che il pesce poi all'interno debba rimanere in qualche modo umido, morbido. Sì, appunto, perché il capone appunto è una carne che è abbastanza asciutta, diciamo, quindi si deve essere attenti a non farlo asciugare troppo. Appena vediamo che è dorato, lo andiamo a girare subito. Non deve essere proprio abbastanza dorato, ma diciamo che si deve imbiondire, ecco. C'è una ricetta con il capone che viene maggiormente apprezzata dai clienti, da chi si affaccia a questa cucina? Appunto, diciamo che la ricetta quella più gettonata è questa. Molti mi dicono che la morte del capone è fritta con la cipolla in agrodolce, però appunto lo possiamo fare in moltissimi modi, con la pasta, in umido col pomodorino, sfilettato e grigliato, sia normale che anche con la mollica panata, a forno. Diciamo che abbiamo svariati modi per cucinare il capone. Giuseppe, immagino che la giornata qui inizi presto in cucina e che tutto il lavoro all'inizio si concentri sulla preparazione degli ingredienti, quindi anche nel caso specifico la pulizia del pesce. Quindi per te che sei un addetto ai lavori, cosa significa avere a disposizione ogni mattino il pesce fresco? Beh, sinceramente è una bella cosa, una cosa che diciamo mi soddisfa, lavorare, avere stretto contatto col pesce fresco, scoprire i sapori, i colori e tutto ciò che appunto che riguarda maneggiare il pesce fresco. Anche col tempo appunto ho imparato anche con lo sguardo già a capire se si tratta di un pesce fresco o meno. Intanto abbiamo tirato fuori dall'olio il nostro pesce, adesso non resta che attendere la cottura della cipolla. Sì, adesso dobbiamo aspettare che si cuoce la cipolla. La cipolla appunto, come dicevo prima, ha dei tempi di cottura un po' più lunghi, quindi dobbiamo avere un po' di pazienza in questo. Sale, un po' di pepe nero, una bella prezzemolata e poi mettiamo l'aceto con lo zucchero. Facciamo l'agrodolce. Giuseppe, metti un poco di... Ok, basta così. Dosare l'agro e il dolce, poi sta tutto lì, no? Certo. Come ci regoliamo? Va in base ai gusti? Bisogna un po' provare? Non l'assaggiamo. Io assaggio sempre qualsiasi cosa che faccio. Con l'aceto la cipolla cambia anche un po' colore? No, sì, la facciamo sfumare. Due cotture separate, passaggi molto semplici, adesso bisogna solo mettere insieme le due cose? Sì. Ecco, ora viene messo di sopra e il capone è pronto. Il pesce dovrà in qualche modo assorbire questo profumo, il sapore dell'agrodolce? Sì, infatti si mette subito in modo che si può mangiare a distanza di qualche mezz'oretta, fino a quando prende il sapore. Ecco. E il primo piatto è servito.
Quando si dice caponata si pensa subito alla cucina siciliana, grande piatto della tradizione, ma forse non tutti sanno che a dare il nome a questo piatto è proprio lui, il capone, questo pesce azzurro dalle proprietà meravigliose. Qui lo vediamo freschissimo, pescato proprio oggi e tra poco verrà trasformato quindi in un piatto delizioso. Molti pensano, signora Sandra, che la caponata sia quella con le melanzane, invece è questa la ricetta vera, autentica? Questo è il capone. Poi gli ingredienti oltre al pesce sono quelli canonici, quelli della caponata di verdure. Sì, sì, le olive, i capperi, la cipolla. Allora, li vediamo proprio qui, sono già pronti, cipolla sempre affettata finemente e queste olive io so che sono fatte in casa. Le olive fatte in casa e poi il sedano che viene prima un pochino sbollentato e poi messo tutto assieme. Quindi c'è una sorta di preparazione che va fatta prima, il sedano va sbollentato, mentre Le olive ieri sera l'ho messo in acqua perché le olive salate non sono, diciamo, di gradimento poi nella caponata, e anche i capperi. Giuseppe, però a te il compito più delicato perché qui ci vuole un po' di maestria, il capone va sfilettato, cosa andiamo a fare adesso, come va pulito? Sì, adesso lo andiamo a sfilettare e lo andiamo a fare a tocchettini, poi viene infarinato e sempre fritto. Quindi bisogna togliere la spina centrale. Poco fa Aldo ci diceva che questo pesce è un ottimo ingrediente da usare a casa anche per i bambini, proprio perché ha poche spine. Sì, esatto, sì, troviamo soltanto la spina centrale e poche lische sulla pancia, dopodiché possiamo andare tranquilli. Alla fine dobbiamo ottenere tocchetti piccoli e possibilmente senza spine. Esatto, sì. Prima di pulire il pesce però io so che la cipolla ha bisogno di cuocere qualche minuto insieme agli altri ingredienti, quindi ci occupiamo di questa preparazione. Sì, andiamo a soffriggere un pochettino la cipolla con un poco olio, appena si appassisce un pochettino, grazie anche all'aggiunta di un po' di acqua, andiamo ad aggiungere il sedano che abbiamo sbollentato precedentemente, i capperi e le olive, facciamo amalgamare un po' il tutto, appena la cipolla è cotta andiamo a fare l'agrodolce con aceto e zucchero. Iniziamo sempre dalla cipolla che vuole più tempo per la cottura. Abbiamo messo poco olio. La cipolla sì, è poco olio perché poi dobbiamo aggiungere un pochino di acqua. Intanto la facciamo soffriggere. Deve appassire un po' prima di aggiungere l'acqua. Sì, la faccio appassire con l'olio prima un pochino e poi aggiungo un pochino di acqua. Aggiungo un po' di acqua. Metto il sedano, le olive con i capperi, e faccio rosolare tutto assieme. Il sedano aveva già avuto una cottura o no? Una breve sbollentata, che il sedano è molto duro. Fa semplicemente sbollentare e poi scolare? E scolare, sì. Mentre le olive e i capperi? I capperi sono stati a mollo da ieri sera, perché i capperi sono molto salati, allora io la sera li metto in acqua per poi usarle la mattina. Mentre per le olive qual è la tipologia più adatta? Le olive, anche le olive in sale moria l'ho messa a mollo pure con l'acqua, quando si dissalano, capito? Quindi olive in salamoia, sono tutti ingredienti saporiti ed è importante stare attenti appunto a togliere il sale in eccesso. Certo, sempre si devono mettere in acqua il giorno prima. Ora facciamo l'agrodolce con il solito. Aspetta. Dobbiamo condire sempre con il prezzemolo, sale. Abbiamo messo anche del pepe. Sì, del pepe nero. In questo metto. Non metto mai pepe rosso. Metti un po' di aceto, non tutto. Basta così.
Sempre l'immancabile agrodolce con aceto di vino bianco e zucchero. Qual è più o meno la proporzione tra i due ingredienti? Un mezzo bicchiere di aceto e un cucchiaio di zucchero ed è perfetto. Ecco, l'agrodolce è pronto, ora cerchiamo di preparare il capone che viene sfilettato, fritto e poi aggiungo questo agrodolce. È perfetto, ok, va bene. Questi sono gli ingredienti che andranno ad accompagnare il pesce, sono già pronti in pochi minuti. Sì, già è pronto, sì. Anzi spengo il fornello e aspettiamo della preparazione del pesce. Non sarà una caponata in bianco perché andremo a mettere anche un po' di passata. L'ingrediente è mezzo mescolino di pomodoro, già questa salsa è già cotta, la faccio io. Giusto per dare un po' di colore? Di colore e sapore soprattutto, perché viene più saporito l'agrodolce con il sughetto. Il capone era stato già eviscerato. Sì, il capone è stato già viscerato, abbiamo tolto la spina sul dorso e ora andiamo a sfilettare. Andiamo a tagliare proprio sopra la lisca. Sì, andiamo a tagliare sopra la lisca, infatti ora vi faccio vedere, come dicevamo prima, praticamente all'interno del capone troviamo solo una lisca centrale e un po' di lisca qui sulla pancia che poi andremo a togliere e basta più. Quindi con un lavoro diciamo accurato si può riuscire a pulire quasi del tutto davvero e poi è abbastanza sicuro da mangiare anche per i più piccoli. Esatto, sì. Troviamo poche spine nel capone. Qui abbiamo la spina centrale, l'abbiamo tolta. Riconosciamo la freschezza del pesce anche dal colore della sua carne. Sì, abbiamo una carne bella rossa. Ora vedete qua dobbiamo togliere queste poche spine e praticamente il capone diciamo che in teoria è tutto pulito. Qualche altra spina piccolina si ci trova, però è irrilevante. Per la caponata possiamo decidere di lasciare la pelle? Sì, anche perché è una pelle abbastanza fina, priva di squame, quindi non è fastidiosa al gusto. Dimensioni dei tocchetti più o meno mi pare un centimetro sì. e mezzo? Sì, 2 centimetri scarsi diciamo. Riusciamo a descrivere un po' il sapore che ha il capone? Non rischia di essere un po' coperto da tutti gli altri ingredienti che adesso stiamo vedendo in cottura? Diciamo di no perché essendo pure che viene fritto poi il capone assume ancora più sapore, diciamo che sprigiona di più il suo sapore in sé. Riesce a mantenere carattere? Sì, diciamo che alla fine vanno ad equilibrarsi tutti i sapori. Il pomodoro che poi ci va ad addolcire un po' il tutto, quindi diciamo che i sapori si equilibrano alla fine. Riusciamo ad ottenere un risultato armonioso? Sì. Poi questo è un piatto che deve riposare prima di arrivare a tavola? Sì, come tutti i piatti è sempre meglio farlo riposare, soprattutto la caponata, in modo tale che si assapori appunto di tutti questi ingredienti che andiamo a trovare e appunto per gustarlo meglio. La lieve è sciacquata. Allora vedete alla fine sono tocchetti di un 2 cm circa, perché appunto in mezzo a tutti gli ingredienti che troviamo nella caponata dobbiamo sentire anche il pesce e soprattutto il pesce. Prossimo step, Giuseppe? Allora ora andiamo a infarinare il capone che abbiamo tagliato precedentemente. Solo farina, il sale eventualmente si aggiunge dopo in cottura? Sì, il sale lo mettiamo un pizzichino in cottura, sì. Allora l'olio è bello caldo. Andiamo a friggere il capone. Anche qui l'obiettivo è lasciarlo tenero, succoso? Sì, soprattutto perché ricordiamo il capone ha una carne abbastanza stoffosa se si fa cuocere molto. E ora andiamo a fare una bella rosolata e lo andiamo a mischiare direttamente con la caponata che abbiamo precedentemente già fatta, diciamo. Questo pure lo dobbiamo fare dorare un pochettino. Delle volte si tende a pensare che un colosso, un piatto così famoso in tutto il mondo, magari possa essere un po' complicato, difficile, invece è davvero alla portata di tutti.
Sì, sono ingredienti alla fine che in casa bene o male abbiamo tutti e non necessita di una preparazione abbastanza elaborata. Quindi lo possiamo preparare benissimo a casa, anche per i bambini potrebbe essere un ottimo contorno. Come si gusta solitamente la caponata? Tra gli antipasti, tra i contorni? Allora, una volta era gustata come piatto unico addirittura. Oggi invece la gustiamo come antipasto, maggiormente come contorno. Però ai tempi era appunto considerato un piatto unico che andava accompagnato con del pane caldo fatto in casa, che ai tempi si faceva più spesso. Oggi invece... Era un piatto di sostanza. Sì, sì, sì. Cottura ultimata adesso direttamente con gli altri ingredienti? Sì, a cottura ultimata. Ora andiamo a mettere nella caponata, diciamo. Alla fine è un piatto semplice, genuino, con ingredienti che a casa, sì, a casa maggiormente abbiamo tutti. Adesso abbiamo riacceso il fuoco. Sì, Lasciamo andare qualche minuto insieme? sì, un poco di minuti insieme, in modo che prende sapore e poi è pronto per servirlo. Possiamo dire un piatto davvero tutto a chilometro zero, dal pesce pescato nel mare di Tusa alle olive in salamoia preparate da lei. Alle cipolle dell'orto di Aldo. Pochi passaggi, Giuseppe, seguiti a regola d'arte, il nostro piatto, direi capolavoro, è già pronto. Sì, è già pronto e ora ci accingiamo ad andare a impiattare questa bellissima caponata e più tardi anche a gustarla, perché no? Non vediamo l'ora di gustarlo. Andiamo ad impiattare. Signora Sandra, come si gusta la caponata? Fredda, dopo qualche ora di riposo? È consigliabile fredda la caponata. Quella nota di colore e di freschezza che non può mancare, è davvero un piatto bello che innanzitutto si gusta con gli occhi e poi arriva già il profumo di tutti questi ingredienti. Difficile aspettare che si raffreddi e che riposi in realtà, sì. perché non vediamo l'ora di gustarlo anche insieme ad Aldo. Sì, infatti, già abbiamo l'acquolina in bocca, soprattutto con del pane fresco. Il pane fresco non manca a Tusa, il buon pane, c'è proprio tutto. Abbiamo utilizzato anche l'olio di oliva locale, tutti gli ingredienti per portare a tavola non solo gusto ma anche salute, ed è questo il bello e la fortuna di chi vive qui. Abbiamo realizzato 2 piatti meravigliosi con il capone, un pesce azzurro definito povero ma davvero ricco di proprietà nutritive. Allora direi, prima di andare a gustare questi 2 capolavori, diamo la parola alla dietista per conoscere meglio le proprietà di questo ingrediente. Ciao Aldo, buongiorno signora Sandra e buongiorno a tutti gli amici di Onda TV. I piatti proposti oggi sono dei piatti veramente speciali, quelli che fanno parte della nostra tradizione culinaria, della nostra vera tradizione locale, della dieta tradizionale siciliana. Il capone o lambuga è un pesce molto antico, è un pesce che viene utilizzato da sempre sulle nostre tavole ed è un pesce che, mi permetto di dire, è tornato un po' di moda. Vengono preparati dei piatti che fanno parte appunto della nostra tradizione, ma anche dei piatti abbastanza semplici, come il pesce capone fritto piuttosto che al forno, piuttosto che in umido, piuttosto che con la cipollata o combinato con le verdure della nostra stagione, gli ortaggi della nostra stagione come le melanzane, i peperoni, le cipolle, quindi la classica caponata proprio nasce da lì. È un pesce che ha delle carni corpose, delle carni che però ci danno la possibilità non solo di avere la giusta combinazione di acidi grassi, di proteine, di vitamine e di sali minerali, ma che hanno una prerogativa particolare. Il capone o lampuga ha una percentuale, una costituente importante di vitamina E.
La vitamina E che noi ritroviamo anche nell'olio extravergine di oliva, anche nella frutta secca, è quella che ci permette di mantenere in questo periodo dell'anno particolare sani i capelli, le unghie e la pelle. È la vitamina anti-age, anti-età, quella che ci permette, a proposito della nostra pelle e le donne, insomma, superati i 40, ne abbiamo a che fare un po' ogni giorno, utilizzando le creme antirughe piuttosto che gli oli fatti con particolare attenzione appunto dell'utilizzo di questa vitamina per idratare la pelle e per evitare le rughe nelle nostre stagioni successive appunto ai 40 anni, ci permettono di mantenerci giovani, belle e sane. Quindi approfittiamo di questo periodo dell'anno per far sì che il nostro palato, la nostra convivialità sia ricca anche di questi piatti a base di lampuga. Facciamo appunto sì che però questo piatto riusciamo a proporlo anche alle nuove generazioni per fare prevenzione e per guadagnare salute, quindi anche sotto forma di piatti particolari, utilizzando le verdurine della stagione in maniera colorata, piuttosto che sotto forma di crocchette o di polpette insieme alle zucchine piuttosto che alle melanzane, proviamo a proporlo anche ai nostri bambinetti. Aldo, ma che meraviglia abbiamo portato a tavola, che colori, che piatti meravigliosi! E oggi, come avete visto, abbiamo preparato la bella caponata fatta col capone, la cipolla, i capperi, le olive, il sedano, il pomidorino, con l'agrodolce, perché il capone è del periodo, perciò voglio dire, questa è la vera tipica ricetta della caponata. Quando non c'è il capone si fa con la melenzana fritta. E poi c'è il famoso e tradizionale, direi, capone fritto con la cipollata, questo con la cipolla rossa di Tropea, questa fatta in agrodolce, che è la ricetta tradizionale, come dice, la vera morte del capone è fritto con la cipolla. Questa è la tipica ricetta e questa si mangia ora, guardate, abbastanza tiepida, perché ora si è insaporito la cipolla ed è molto gustosa. La cosa più interessante, davvero più bella e importante, è che abbiamo usato ingredienti a chilometro zero, rispettando la stagionalità e la tradizione del luogo in cui ci troviamo. Questo è importante. Noi con il progetto Mare Ricco Siciliano stiamo tanto parlando di identità, di cultura marinara. Tutto questo si traduce poi nella cucina di un luogo che deve rimanere integra, genuina il più possibile, e qui diciamo che tutti questi criteri vengono rispettati giorno dopo giorno. Tra l'altro, Aldo, mi piace di questo locale perché vedo anche alle tue spalle tante fotografie che parlano della storia di Castel di Tusa. È importante lasciare un ricordo, una memoria ai posteri. Beh, ho cercato di fare anche come abbellimento a questo locale, diciamo, una raccolta di foto, stampe, cartoline di Castel di Tusa, tutte storiche, proprio dalle origini, dalle prime case, dal castello a questa abitazione fino agli anni 70, e ci sono tutti i periodi. E siccome siamo del luogo, siamo di Castel di Tusa, la nostra origine storica, da mio nonno, mio nonnino, da tradizioni secolari che siamo di questo luogo, diciamo, sono molto appassionato e legato a questo paese. Poi il ristorante abbiamo aperto 33 anni fa, è sempre la nostra famiglia a gestirlo in un modo sempre continuativo. La nostra storia, la nostra cultura, la nostra, voglio dire, tradizione della pesca familiare. Mio nonno è stato qua un grande pescatore, perciò portiamo questa tradizione del pescato avanti. Ora magari lo portiamo in cucina il pescato, ecco, la trasformazione. Un tempo avevamo il rapporto diretto, avevamo le barche nostre di famiglia, ormai non c'è più, ormai sta scemando un po' la pesca, comunque c'è ancora qualcuno che lo pesca.
però la nostra storia è della pesca, perciò abbiamo avuto sempre stretto contatto con i pesci, proprio da casa nostra i pesci non sono mancati mai, anzi troppi, perciò c'è stata mia nonna che era una grande cuoca che sapeva ben cucinare i pesci, ha tramandato questa passione a mia mamma, che veramente mia mamma porta nelle tavole del ristorante. È una cucina molto semplice, molto tradizionale, molto genuina, che piace ai clienti, perché il cliente ha bisogno di mangiare freschezza e semplicità, e noi cerchiamo di farlo tutti i giorni, soprattutto nei periodi stagionali. Mediamente la stagione dei pesci dura 3 mesi, ogni periodo noi facciamo il tipo di pesce in tanti modi, quello che possiamo fare, dall'antipasto al secondo, al primo, al contorno, che la caponata è un contorno, mentre il capone fritto è un secondo, diciamo. Ecco, perciò questo è il nostro obiettivo, dare sempre freschezza a tavola. Abbiamo poco fa sentito anche dalla dietista tutti i vantaggi che possiamo trarre, che la nostra salute trae innanzitutto dal consumo in special modo del pesce azzurro. Direi che non resta altro che gustare questi piatti, e vedo che hai preparato anche un vino per accompagnare. Cosa va bene per il capone, il bianco o il rosso? Io a volte consiglio il rosso, un rosso proprio siciliano. Noi abbiamo una cantina di vini tutti siciliani, esclusivamente siciliani, dai bianchi ai rosso e ai rosé. Io questa volta preferisco ho preso un Mamertino. Rimaniamo nella provincia di Messina. Provincia di Messina, praticamente questo è nella zona del Minazzese, diciamo, ed è un vino che è un mix fra Nero d'Avola e Nocera. Il Mamertino è un vino di origini storiche che io sempre propongo, diciamo, perciò lo propongo a questo pesce, al capone con la cipolla e l'agrodolce. Il vino rosso si abbina bene, attenzione, con questa tipologia di pesce. Perciò io direi una cosa: quando si fa un buon piatto la migliore prova è assaggiarlo. Perciò io ti faccio assaggiare la caponata. Non esitiamo, assaggiamo la vera caponata. La caponata la dobbiamo assaggiare, questa è la vera prova, la prova del 9. Assaggiare la caponata. Ecco qua. La vera caponata con pesce azzurro siciliano, il capone. Ecco qua. E questo tocchetti di capone fritto, certamente con abbondante cipolla. La cipolla non deve mancare mai, È dolcissima questa, perché è stata sfumata un po' con acqua e poi con diciamo stufata, perciò è molto leggera. Ecco, tra l'altro entrambi i piatti hanno proprio in comune la cipolla e l'agrodolce, sì. Due elementi della cucina siciliana molto molto caratteristici. Sì, questa è una cipolla che viene alla fine molto dolce, non è amara, non è aspra, perciò non fa male, si può digerire facilmente, ecco, questo è importante, questa cosa. Da quale piatto cominciamo, Aldo, per non coprire poi il sapore dell'altro? Io inizierei con la caponata. Piatto principe. Io assaggio la caponata. Allora, io cerco di prendere un po' tutti gli ingredienti, la cipolla, le olive, il pesce, cosa manca? Il sedano. Ragazzi, eccezionale. Di una dolcezza unica. Si vede che gusti davvero tanto, è davvero buona. Veramente bellissima. E poi faccio vedere un'altra cosa, che il capone, noi che abbiamo l'origine storica della pesca, siamo gente di mare, siamo di origine pescatori, il capone il pescatore lo mangia con le mani, non usa la forchetta, si mangia così, si apre in due. Guardate, questa è la spina centrale, spina grossa, molto evidente, facile da togliere, e queste spine piccoline laterali. Il capone è pulito. Direi c'è un enorme vantaggio nel mangiare con le mani, perché si sente subito. Questo può mangiarlo pure un bambino, pure nelle scuole, nelle mense, fate il capone ai bambini. Questo è il pesce genuino, veramente senza spine, guardate, queste sono già senza spine. Guardate, abbiamo tolto la spina centrale, qua senza spine, vedete? E poi un'altra particolarità, la pelle del capone è molto buona, non si toglie, è croccante. È genuina, è gustosa, perciò mangiarla intera, guardate, eccezionale.
è molto semplice da pulire, però con le mani, il piacere è questo, noi siamo gente di mare, nati a mare, a tu per tu col mare, il mare fa parte del nostro DNA, questo così si mangia, con le mani. Ottimo slogan, anche per i più piccoli: mangiamo più pesce azzurro, scegliamo pesce siciliano e preferibilmente pesce povero, che poi povero non è, non dobbiamo chiamarlo più pesce povero. Ascolti, guardate che il pesce ormai povero è un modo di dire, perché purtroppo le quantità sono poche ed è un pesce che ha ora un valore e ha un costo. Però è sempre un pesce azzurro genuino e consiglio sempre da mangiare dal periodo da settembre a dicembre. Da settembre a dicembre, capone siciliano sulle nostre tavole. Noi chiudiamo sempre con un brindisi, caro Aldo. Sì, questa volta ho scelto il Mamertino, vino rosso, provincia di Messina, un vino diciamo locale, siciliano, perciò che si abbina molto bene sia alla caponata sia al capone fritto in agrodolce. Allora, davanti a due piatti così buoni, l'eccellenza siciliana in tutto e per tutto, e davanti ad un buon vino, Aldo, a te l'ultima parola. Possiamo chiudere con qualche rima, perché sono abituato sempre a chiudere con qualche rima. Chi ha per la pesca grande passione deve mangiare sempre il buon capone, e per chi ama una buona cucina genuina dovete venirci a trovare al ristorante Grotta Marina. E non cercate una scusa, venite a Castel di Tusa. Complimenti! Salute, salute!